troviamo quest'oggi all'interno del Museo Etnografico della provincia di Belluno e del Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi a Seravella di Cesio Maggiore e siamo in compagnia della conservatrice del museo, Cristina Busatta. Bentrovata Cristina. Innanzitutto contestualizziamo un po' questo museo all'interno della nostra provincia. Certamente, buongiorno a tutti innanzitutto. Il Museo Etnografico della provincia di Belluno e del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi è una bella realtà molto conosciuta a livello regionale, addirittura a livello nazionale, anche per le ricerche che vi si svolgono e che vuole raccontare quella che è stata la vita quotidiana della popolazione bellunese dalla fine dell'Ottocento fino ai giorni nostri. Come nasce l'idea di questo museo? Questo museo nasce dall'idea di Daniela Perco, antropologa e museologa bellunese, che da decenni conduce ricerche antropologiche nel nostro territorio. Ancora negli anni 70 ha iniziato a formulare l'idea di questo museo e vi ha lavorato per molti anni facendo crescere l'interesse di altre persone, di enti e associazioni che hanno collaborato a vario titolo alla sua realizzazione. Il museo è attivo, è aperto dalla fine degli anni 90, l'allestimento che vediamo è datato al 2005, le ultime sale al 2010. È un museo che vuole raccontare la vita della popolazione bellunese e lo fa attraverso tanti temi che si seguono nelle varie stanze che possiamo visitare dal pian terreno e poi nei due piani superiori. Il visitatore quando entra al museo può entrare subito negli ambienti dedicati all'alimentazione, alla biodiversità. Può visitare sempre al pian terreno le sale dedicate alla collezione di Giuseppe Mazzotti, la collezione etnografica che rappresenta un po' tutto l'arco alpino. E poi salendo, dove ci troviamo adesso, può visitare questa che è definita la sala del pendio e che è quella che un po' rappresenta, sintetizza appunto la vita dei bellunesi perennemente in pendio, in pendenza. Questa pendenza ovviamente ha condizionato sia la fatica di vivere e lavorare in quota, le diverse tecniche anche nell'ambito dell'agricoltura, diverse ovviamente rispetto a quelle della pianura, e poi le sale successive ci portano a vedere come questa fatica di vivere e trarre dalla terra quel poco che serviva per riuscire a mantenere la famiglia. Tutta questa fatica ha pian piano portato la popolazione anche a esodi massicci e all'emigrazione verso altri paesi e anche verso altri continenti. Della Italia noi siamo partiti, coi nostri onori. Siamo nella Sala delle Balie, che racconta una particolarissima forma di emigrazione femminile, quella delle donne che, appena avuto un figlio, erano costrette ad abbandonarlo per andare invece ad allattare i bambini figli delle donne dell'aristocrazia o dell'alta borghesia nelle città italiane. Questo museo permette però anche un'esperienza a tutto tondo, a 360 gradi, se possiamo così dire. Sì, certamente, qui non si apprezzano solo gli oggetti oppure le foto, si possono ascoltare testimonianze, storie, favole, musiche, canzoni e quindi avere, diciamo, un'esperienza a tutto tondo che riflette un po' quello che è il vero patrimonio del museo, che non è solo un patrimonio di oggetti materiali, ma anche un patrimonio di beni immateriali. Questa mia amica che doveva andare lei da questi conti d'Alberni mi chiama e ha detto: no, guarda, io non vado perché sono stata scossa e non vado. Ma prova. E sono detto: beh, aveva una sorella che
Volevo anche ricordare che questo è un museo aperto a tutti. Quasi in ogni sala c'è un angolo dedicato ai bambini dove possono fermarsi a giocare mentre i genitori visitano con tranquillità il museo. È un museo che è vicino alle persone anche che possono, magari avendo una certa età, faticano a percorrere tutto il museo, quindi abbiamo i nostri punti di sosta. Abbiamo adesso da ultimo una tecnologia che sarà operativa nel giro di pochi giorni e che è un'audioguida georeferenziata che si potrà scaricare sul proprio smartphone oppure si può utilizzare con il tablet in dotazione al museo e che guida il visitatore anche se ha problemi, se è ipovedente o non vedente. Benvenuto al Museo Etnografico della provincia di Belluno e del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi. Il secchiaio che hai di fronte è composto da un'unica lastra di pietra calcarea. All'interno di questo nostro viaggio alla scoperta del Museo di Seravella incontriamo in questo momento Francesca Barb, che è un'antropologa e che fa parte dell'associazione ISOIPSE che si occupa proprio della didattica all'interno di questo museo. Ben trovata Francesca. Buongiorno a tutti. Allora, innanzitutto spieghiamo che cos'è questa associazione e di che cosa si occupa. Sì, allora noi siamo una quindicina di giovani del territorio che una volta che abbiamo terminato il percorso di studio abbiamo deciso di rimanere nel bellunese e proporre dei progetti nel territorio. Sono soprattutto progetti culturali perché molti di noi hanno una formazione in ambito umanistico e molti di noi all'interno dell'associazione si occupano poi di didattica e in particolare nei musei del territorio. Quindi da quest'anno appunto riusciamo a occuparci della didattica anche del Museo di Seravella. Proponiamo dei percorsi didattici che vanno a toccare alcuni temi che vengono affrontati nel museo. Allora abbiamo tutte le fasce d'utenza coperte, quindi dalla scuola dell'infanzia via via fino anche alle scuole superiori e sono offerte diversificate, quindi quando arrivano i bambini delle scuole dell'infanzia utilizziamo le metodologie di didattica attiva, quindi con i 5 sensi scopriamo quali sono gli oggetti e loro hanno proprio la curiosità di vedere degli oggetti che non sono utilizzati di solito nella loro quotidianità, che non hanno mai visto. E poi via via si arriva anche alle scuole medie, alle scuole superiori e affrontiamo i temi per esempio delle migrazioni, ma anche siamo nella cucina, il tema dell'alimentazione e della biodiversità. Oggi per esempio c'è una scuola primaria e quindi questa scuola sta facendo un percorso insieme a Laura attraverso una caccia al tesoro cooperativa e vanno con degli indovinelli a scoprire qual era la vita quotidiana dei bisnonni. Sembra una cosa molto semplice, ma in realtà per i bambini è proprio un sorprendersi che non avessero neppure l'acqua in casa, ecco, no? Questi percorsi didattici noi possiamo abbinare anche dei laboratori. Quindi è un'esperienza un pochino più pratica, un'esperienza in cui i bambini imparano facendo e costruiscono. Per esempio uno dei laboratori che ci richiedono spesso gli insegnanti sono le trottole colorate e quindi i bambini costruiscono le trottole, le colorano e poi le provano. Oppure, non lo so, la costruzione di un spaventapasseri con materiali di riciclo, no? È un tema che emerge molto nell'allestimento, il tema del riuso, del riciclo, di non buttare via nulla. Ecco, nella costruzione di uno spaventapasseri ci riprendiamo questo tema e costruiamo proprio uno spaventapasseri con tutti quegli oggetti e quegli indumenti che non sono più in uso. Francesca, ci sono delle particolari attività, inoltre dei particolari eventi che magari svolgete con cadenza sempre all'interno qui del museo? Sì, da quest'anno appunto proponiamo qualche evento durante l'anno, durante il calendario anche delle feste e quindi a ridosso adesso delle feste natalizie, a ridosso di Carnevale e di Pasqua ci sono una serie di eventi che spesso noi incentiviamo la modalità intergenerazionale, quindi invitiamo i nonni o i bisnonni con i loro nipotini e cerchiamo di fare in modo che ci sia questo scambio di narrazioni tra i nonni e i bambini. Dove si possono trovare ulteriori informazioni su di voi, che così il pubblico può conoscervi ulteriormente? Sì, ci sono tutte queste informazioni, tutte le attività che vengono fatte sono reperibili dal Museo Etnografico di Seravella, dal sito e dalla pagina Facebook Amici del Museo di Seravella.
Incontriamo adesso un giovane che ha svolto il servizio civile proprio qui al Museo di Seravella. Ben trovato Joseph, com'è stata questa esperienza innanzitutto? Beh, è stata un'esperienza molto interessante, molto formativa, che mi ha permesso di coniugare il lavoro sul territorio, su un ente che ha molto bisogno di lavoranti, alle cose che ho studiato. Ed è un'esperienza che consiglio veramente ai giovani, soprattutto quelli che vengono fuori da una laurea triennale in scienze umanistiche all'università. Molto suggestiva, Joseph, è questa stanza segni e parole che raccontano cosa? Beh, le parole raccontano per esempio l'esperienza dei nostri emigranti. Forse voi non sapete che la terra bellunese è stata la prima a essere stata largamente alfabetizzata nel Veneto, in quanto c'era appunto necessità di comunicare con chi era via o con chi rimaneva a casa. Quindi un grande impulso è stato dato anche sotto l'Austria, e poi questa cosa è continuata anche alla fine dell'Ottocento, all'inizio del Novecento. Quindi qui ci sono degli stralci di lettere di gente che andava a lavorare all'estero o comunque in Italia e che aveva necessità di comunicare con chi era a casa. State pure tranquillo che io qui sto molto bene. Da mangiare ce n'è molto e da lavorare ce n'è poco. E non mi lasciano mai andare fuori sola, sempre accompagnata. La festa mi conducono a fare una passeggiata o a teatro, e anche a messa vado tutte le domeniche. Questa lettera risale all'inizio del Novecento. Per quanto riguarda i segni, invece, sono interessanti perché gli oggetti venivano tramandati di generazione in generazione e quindi c'era necessità di rimarcarne la proprietà. Quindi chi sapeva leggere e scrivere metteva l'iniziale del nome e del cognome, e altri invece mettevano dei segni, per esempio un rombo, che poi quando l'oggetto in questione veniva tramandato al figlio veniva implementato con un altro segno di diverso tipo, e così avanti. Siamo in compagnia in questo momento di Remo Corona, che è il presidente del gruppo Apicoltori La Perina, gruppo che collabora anche con l'attività del Museo di Seravella. Allora noi collaboriamo con il Museo di Seravella con un apiario didattico che funziona in primavera. Qui ospitiamo le scuole primarie, scuole secondarie e anche le scuole dell'infanzia per spiegare loro come vive un alveare, come si svolge l'attività all'interno, come nascono le api e come fanno a produrre il miele. Questo lo facciamo volontariamente nei mesi primaverili. In particolar modo adesso ci troviamo nella stanza denominata dei selvatici, giusto? E abbiamo dietro di noi degli reperti antichi legati sempre al mondo delle api. Certamente il primo che vediamo è un asmelatore che serviva per estrarre il miele, autocostruito dagli apicoltori quando non c'erano ancora le industrie che facevano questo tipo di attrezzatura. Poi abbiamo un'arnia didattica, si vede che anche un tempo usavano spiegare alle altre persone come si svolgeva la vita degli alveari. In basso sono due arnie storiche, primitive, autocostruite anche quelle, partendo anche con i tronchi di legno. Ecco, questo era di sicuro del primi Ottocento. Ci troviamo in questo momento all'interno dell'alveare didattico adiacente proprio al Museo di Seravella e incontriamo uno degli apicoltori del gruppo La Perina. Claudio, ben trovato. Buongiorno. A che punto sono adesso le api? Come si stanno comportando in questo periodo dell'anno? Le api in questo momento sono a riposo, sono inglomere che forma una palla intorno ai telaini e mantengono al centro la regina riscaldandola, e loro girano dall'esterno, si portano all'interno mantenendo sempre la temperatura costante per la regina. Fino a quando rimangono in questo status? In questo stato rimangono fino a primavera, all'inizio della primavera, quando cominciano le prime fioriture.
Cristina, il Museo di Seravella, il vostro museo è molto grande, quest'oggi noi abbiamo visto solamente alcuni dei suoi aspetti, ci troviamo adesso però nella stanza ultima che è stata allestita. Sì, certamente, questa è la sala dedicata ai gioielli popolari, è stata inaugurata proprio pochissimi giorni fa e mostra nel suo insieme tutta la raccolta di gioielli popolari che erano già conservati in museo e appartenenti prevalentemente ad una collezione privata, la collezione Prosdocimi Bozzoli, e in parte collezione del museo che si è arricchita man mano con donazioni di varie persone. Parliamo di ornamenti femminili, in questo caso quasi esclusivamente femminili, e che magari non tutti conoscono. L'ornamento, il gioiello aveva un grande valore anche simbolico, veniva donato in particolari momenti della vita, ad iniziare dal battesimo, poi per la prima comunione, la cresima, veniva donato in occasione del fidanzamento, del matrimonio, quindi il portare un gioiello per la donna significava anche far sapere a chi incontrava qual era il suo stato, la sua condizione. Particolarmente belli e anche perché adesso non si vedono, non si usano più, sono gli ornamenti per i capelli, e in particolare i tremoli che vedete alle mie spalle, che sono detti così proprio perché questi gioielli sono montati su delle molle e quindi si muovono al primo movimento, dando un effetto bellissimo. Ma oltre ai tremoli, che sono sicuramente la parte principale della raccolta che noi possediamo, ci sono anche bellissime spille, collane, orologi, le corone dei rosari con le pietre in granato, bellissimi anche in questo caso. E nel corso della ricerca svolta per allestire questa sala, che è stata curata fondamentalmente anche in questo caso da Daniela Perco e da Daniela Baldeschi, architetto museografo, è emerso un reliquiario del Settecento molto, molto prezioso, che è stato aperto e che ha rivelato dei tesori al suo interno. La sala è piccola perché è uno scrigno, però le vetrine sono tematiche, quindi percorrono le tappe della vita che vi ho appena descritto, e ci permettono appunto di mostrare una parte importante di quello che era l'abbigliamento di una volta. E vorrei anche ringraziare il Museo Fulcis, quindi il Comune di Belluno, perché ci ha gentilmente fornito, incomodato dei pezzi che mancavano alla nostra collezione per permetterci di completare questo percorso sul gioiello bellunese.